Il gasdotto transadriatico continua a dividere. In Puglia nuovi tafferugli tra le forze dell'ordine e gli oppositori al progetto. La Cina investe ingenti somme di denaro in Serbia per ricostruire la Via della Seta. Pechino rileva anche il capitale di molte società statali. Le tensioni tra Russia e Stati Uniti rischiano di coinvolgere i Balcani. Bruxelles preme per allargare l'Unione Europea a est. 100 anni fa nasceva la Cecoslovacchia. A Praga si ricorda anche l'occupazione tedesca del 38, il colpo di Stato del 48 e l'invasione sovietica del 68. Preziosi reperti del Museo di Belgrado in mostra ad Aquileia. Ripercorrono 600 anni di storia della Serbia romana. Sale la tensione a Melendugno, nel Leccese, intorno all'area di cantiere del gasdotto TAP. Ancora incidenti tra gli attivisti che si oppongono alla realizzazione dell'opera e le forze dell'ordine impegnate a garantire la prosecuzione dei lavori in sicurezza. Qualche giorno fa 4 agenti sono rimasti feriti negli scontri e un attivista è finito in carcere e poi ai domiciliari. Un arresto, il primo fra i no TAP, che ha scatenato le proteste di una cinquantina di manifestanti dinanzi alla questura di Lecce. Qualche sera prima, stesso copione al Festival del Cinema Europeo durante la proiezione del docufilm Mena sul gasdotto TAP. Cittadini ed attivisti hanno contestato pure il governatore pugliese Michele Emiliano, che ha ribadito il suo impegno a lavorare per lo spostamento del punto d'approdo da San Foca a Brindisi. Si deve vergognare, questa è Puglia! Quando l'hanno votato non mi spavento! Ma i no TAP insistono, l'opera non va realizzata né sul territorio né altrove. E intanto i lavori procedono in Italia ma anche in Grecia e in Albania per la costruzione di un metanodotto lungo complessivamente 878 km, 8 dei quali in Italia, necessario per trasportare 10 miliardi di metri cubi di gas dall'Azerbaigian fino in Europa, passando anche dall'altro metanodotto, il TANAP, che dalla Turchia dovrebbe risalire fino al Mar Caspio. Un'infrastruttura TAP considerata strategica dall'Europa e dal governo italiano, che però finora in Puglia ha dovuto fare i conti con la ferma opposizione delle comunità locali e di gran parte delle istituzioni pugliesi. Solo Confindustria sostiene da sempre il progetto e pochi giorni fa era l'unico rappresentante istituzionale presente in prefettura a Lecce all'incontro con una delegazione della BERS, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Assente invece il sindaco di Melendugno, Marco Potì, ed anche provincia e regione, che all'ultimo minuto hanno sorprendentemente declinato l'invito. Per la multinazionale, però, il progetto non si ferma, le autorizzazioni sono in regola e i lavori devono andare avanti. Ma tra gli oppositori c'è chi spera nell'inchiesta avviata dalla Procura di Lecce dopo l'esposto presentato da 8 sindaci salentini. Nelle prossime ore l'incidente probatorio, indispensabile per verificare se il gasdotto TAP sia in realtà un progetto autonomo oppure indissolubilmente collegato a quello SNAM al quale il gas è destinato. Se così fosse, sarebbe necessario applicare la normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti e quindi far ripartire l'intero iter autorizzativo, un'ipotesi che TAP ha finora sempre escluso. Investimenti milionari e incontri continui, 9 summit in pochi anni tra l'establishment politico cinese e quello serbo a sancire collaborazioni ma soprattutto finanziamenti miliardari per ricostruire la Via della Seta. E di questa settimana l'annuncio dell'ambasciatore cinese a Belgrado che Pechino è interessata a privatizzare metà di 120 società statali in Serbia. La statua di Confucio, nonostante la polvere e il trambusto del cantiere veglia su un'amicizia di lunghissima data, era il 1949 quando nasceva la Repubblica Popolare Cinese e il maresciallo Tito fu tra i primi a concederle il riconoscimento internazionale. Amicizia rinnovata, per la verità, da un lutto. Nella notte tra il 7 e l'8 maggio 1999, 5 missili della NATO colpirono l'ambasciata della Repubblica di Cina a Novi Beograd, uccidendo 3 persone, 20 feriti fra diplomatici e giornalisti. Da allora sono passati quasi 20 anni. Ora su quelle macerie si sta lavorando giorno e notte per costruire uno dei più grandi istituti culturali cinesi in Europa. L'ambasciata nel frattempo è stata trasferita nel centro di Belgrado, molto più vicina ai palazzi del potere.
Perché è da qui che passerà la nuova via della seta, alleanza storica e nuovo incontro di interessi reciproci tra Pechino e Belgrado. Questa via della seta, come viene appunto chiamata, parte dal Pireo, che è chiaramente il porto europeo più vicino a Pechino, e attraverso la Macedonia, la Serbia, arriva a Budapest. La Serbia rappresenta il paese dei balocchi per i cinesi. Loro hanno grosse possibilità economiche, offrono il know-how, propongono grandi investimenti e di fatto fanno lavorare la loro gente. Noi siamo il partner povero, accettiamo tutto e in cambio non possiamo pretendere nulla. Il profitto è tutto loro. E poi c'è da dire che non si tratta solo di profitto economico, ma anche politico, perché Pechino in questo modo acquista potere anche con Bruxelles. Non solo, la Serbia, essendo un paese che non fa parte dell'Unione Europea, subisce il volere dei cinesi. Poi, quando dovremo trattare l'entrata nell'Unione Europea, sarà un problema nostro, quello di metterci in regola con i parametri della UE. La Cina porta tantissimo denaro e ha bisogno di un hub per raggiungere i Balcani e l'Europa orientale. La Serbia necessita di quel denaro perché deve modernizzare un intero paese e punta a diventare il polo infrastrutturale per le reti commerciali e strategiche cinesi. Il tutto è iniziato con la costruzione del ponte della solidarietà e dell'amicizia costruito dai cinesi sul Danubio. Poi ci sono le miniere per l'estrazione del rame a Bor, l'investimento nelle acciaierie di Smederevo. 300 milioni di dollari, infine il prestito dalla Export-Import Bank of China per finanziare la ristrutturazione e l'ampliamento della ferrovia che collega la Serbia all'Ungheria, il tratto tra Stara Pasova e Belgrado. Servirà a rafforzare i collegamenti su ferro tra Budapest e Belgrado e consentirà quindi alla via della seta di raggiungere l'Europa centrale in modo più semplice e rapido. E sì, proprio attraverso la Serbia la Cina sarà più vicina. Alla Serbia l'alta velocità tra il Pireo e Budapest non serve. Da noi si produce troppo poco per poter pensare di esportare. Importiamo tantissimo, ma esportiamo pochissimo. Certo, quando vengono fatti questi accordi, i politici ci fanno credere che a guadagnarci siamo soprattutto noi, perché la linea ferroviaria è nostra. In realtà non è così. I cinesi investono solo quando sanno che ci potranno guadagnare, altrimenti l'affare non li riguarda. Milo Đukanović si è imposto con largo margine alle elezioni presidenziali in Montenegro. Il leader del Partito Democratico dei Socialisti ha ottenuto oltre la metà dei voti, staccando di quasi 20 punti lo sfidante Mladen Bojanić, considerato vicino alla Serbia e alla Russia. Đukanović, che si definisce filo-occidentale ed europeista, era già stato presidente tra il 1998 e il 2003 e per 6 volte a capo del governo. Il Montenegro è diventato un paese indipendente 12 anni fa dopo la separazione dai serbi. Nel 2012 ha aperto i negoziati per entrare nell'Unione Europea e fa parte della NATO. Per i Balcani è una scelta epocale. L'Unione Europea nuovamente si ripropone come obiettivo da raggiungere, un traguardo che per i cittadini della Bosnia, della Serbia, del Montenegro, del Kosovo, dell'Albania e della Macedonia rappresenta una garanzia di pace. La Commissione europea in febbraio ha presentato la sua nuova strategia sull'allargamento. Jean-Claude Juncker, al momento della propria nomina nel 2014, aveva di fatto congelato i processi di allargamento. Ora però il duro confronto tra Russia e Stati Uniti rischia di coinvolgere i Balcani e per evitare nuovi conflitti Bruxelles ha deciso di intervenire. Paolo Gozzi per alcuni decenni ha lavorato nell'Ufficio europeo per l'allargamento. Perché Jean-Claude Juncker ha cambiato radicalmente politica riguardo i Balcani? Il rilancio attuale, che è stato definito nel documento di strategia per l'allargamento pubblicato il 6 febbraio dalla Commissione, è dovuto anche alla constatazione di quali sono stati gli aspetti negativi negli ultimi 4 anni dell'aver tolto una prospettiva precisa di allargamento ai paesi dei Balcani occidentali. Nella struttura profonda dell'Unione Europea, della Commissione Europea, come viene giudicata questa competizione tra Stati Uniti, NATO e Russia nell'area dei Balcani?
La scelta di indicare il 2025 come una data per le prime possibili adesioni penso sia proprio una risposta alla preoccupazione che c'è, fissando una data, indicando una data per quanto condizionata dal soddisfacimento di una serie di condizioni, aiuterà le classi dirigenti a prendere delle iniziative per adeguare i propri paesi, però offrirà anche alle popolazioni di questi paesi la possibilità di verificare se la classe dirigente è in grado veramente di soddisfare le esigenze che vengono poste, cioè se fa correttamente il proprio mestiere. Scogli sono la Bosnia e soprattutto lo scontro storico tra Kosovo e Serbia. L'Unione Europea vuole che non ci siano più problemi bilaterali nel momento in cui uno Stato diventa Stato membro dell'Unione Europea. Per questo è molto interessante come ad esempio nel documento di strategia del febbraio 2018 si indichi esplicitamente che anche l'Unione Europea dovrà prepararsi per questi nuovi allargamenti, ad esempio ricorrendo in misura maggiore a votazioni a maggioranza anche su argomenti di politica estera. È chiaro che è sottinteso qui che nessun paese singolo potrà un domani bloccare l'adesione di un altro paese. Un allargamento proposto e vissuto per evitare che il sud-est dell'Europa diventi, dopo la Siria e l'Ucraina, un nuovo teatro del conflitto tra russi e statunitensi, con la conseguente destabilizzazione dell'Europa. Aperto il negoziato per l'ingresso di Albania e Macedonia nell'Unione Europea. Il via libera è arrivato dalla Commissione, che ha giudicato positivamente i progressi compiuti negli ultimi anni dai due paesi nel campo delle riforme. L'annuncio è stato dato dall'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. Per la decisione definitiva si dovrà attendere il vertice dei 28 leader europei in programma a giugno. Il processo di adesione, tuttavia, richiederà molto tempo. Per il presidente della Commissione Juncker, i Balcani occidentali hanno bisogno della prospettiva europea per non rivedere il dramma a cui si è assistito negli anni 90. Alcuni paesi hanno fatto progressi sostanziali, altri modesti, ha concluso. 1 gennaio sulla Moldava si festeggia il nuovo anno e con esso il 100° compleanno della Cecoslovacchia. Nel 1918 Moravia e Boemia tornavano indipendenti a 3 secoli dall'annessione al Regno degli Asburgo. Un anniversario che si intreccia con quello del 1993, il divorzio di velluto rapido e consensuale che separò Praga e Bratislava. La storia non si fa con i sé, ce lo hanno insegnato e forse non si dovrebbe fare neanche con la cabala. Fatto sta che quest'anno la Repubblica Ceca si trova a fare i conti con le ricorrenze del suo secolo breve. 38 e 68 ricordano i cosiddetti tradimenti degli occidentali nei confronti della Repubblica Ceca e questi tradimenti sono purtroppo per noi ancora vivi nella coscienza collettiva. Se si guarda per esempio all'atteggiamento nei confronti del fenomeno migratorio, evidentemente questi ricordi storici hanno un valore, cioè voi occidentali ci avete lasciato da soli nei momenti più drammatici. Agosto 1968 i carri armati sovietici entrano a Praga, sotto ai cingolati finisce il disegno di Alexander Dubček, un socialismo dal volto umano. Settembre 1938 a Monaco, Germania, Francia, Italia e Regno Unito smembrano lo Stato cecoslovacco e consegnano i Sudeti a Hitler. Gli accordi di Monaco rappresentano ancora oggi un trauma per molti cechi. Da lì è nata l'idea che la democrazia fosse troppo farraginosa, pesante per risolvere quella crisi. Ma c'è un altro grande trauma connesso a Monaco. I cechi tendono a non fidarsi delle alleanze internazionali. Nel 1938 avevamo un accordo militare con la Francia che decise di sacrificare la Cecoslovacchia. Per molti fu il segno che un piccolo Stato come il nostro doveva fare da sé. Se aggiungiamo che negli ultimi 400 anni siamo stati province di Vienna, Berlino, Mosca, si spiega perché c'è così tanta sfiducia in Bruxelles e nell'Unione Europea. Una elaborazione che non
non deve riguardare solo i torti subiti, ma anche le colpe storiche della Cechia, ammonisce Peter Pitart, già leader della dissidenza antisovietica, primo ministro dopo la caduta del muro, poi presidente del Senato, oggi docente universitario. Grazie a tutti questi anniversari ci saranno riflessioni, discussioni e spero che alla fine questo porti a un risanamento dell'anima ceca, poiché ci permetterà di renderci conto di alcune cose che abbiamo rimosso. Sarà un'esperienza positiva ma molto faticosa. Forse la revisione più grande riguarda lo Stato cecoslovacco tra il 45 e il 48. Viene considerato come un regime democratico. Io credo che Eduard Beneš abbia preparato la strada per il colpo di Stato comunista. L'opera maggiore fu compiuta con l'allontanamento forzato di 3 milioni di tedeschi dei Sudeti. Furono ignorati tutti i principi e ci legammo a doppio filo all'Unione Sovietica che ci avrebbe dovuto difendere di fronte al revanchismo tedesco. Proprio il 1948 fu l'anno del colpo di Stato e dell'entrata nella sfera del socialismo reale. Quella Cecoslovacchia finì con la rivoluzione di velluto nel 1989. Allora il paese tornò a rivolgere il suo sguardo a ovest. Oggi ben piantato nel gruppo di Visegrad, con l'euroscettico Miloš Zeman rieletto alla presidenza e ancora in cerca di una maggioranza di governo, la Repubblica Ceca si trova ancora una volta a essere pietra angolare d'Europa tra Oriente e Occidente. Ad Ankara un gruppo di pasticceri ha sfornato la più grande baklava del mondo. Il dolce pesava più di mezza tonnellata, esattamente 518 kg, come misurato dai giudici del Guinness. La baklava è un dolce presente in tutte le cucine dei paesi che un tempo facevano parte dell'impero ottomano. Addolcita con il miele, la baklava del record, preparata da 14 cuochi, era farcita con pistacchi freschi. In altri paesi viene preparata anche con noci, nocciole o mandorle. Terra di fortificazioni, di imperatori e legionari, di campagne cruciali, ma anche di commerci fiorenti l'Illirico. 2000 anni fa, in queste estreme propaggini orientali della Serbia, il Danubio segnava la fine dell'impero romano che arrivava fino alla Tracia e alla Dacia. Una via d'acqua che non era solo linea di frontiera, ma confine permeabile agli scambi e alle influenze, fino ad Aquileia, città anch'essa di frontiera per l'impero romano nel periodo della sua espansione. Aquileia rende omaggio agli ultimi romani, alla loro epopea, quella di Diocleziano, Costantino, Traiano, con una mostra ricca e suggestiva. Nelle sale di Palazzo Meizlik, in esposizione 62 pezzi che incantano il visitatore, non solo per la loro importanza o bellezza, ma anche per la loro rarità, come questo diploma militare in bronzo, tra i più antichi ritrovati, un congedo rilasciato dopo 25 anni di militanza nell'esercito romano. La ricompensa per il soldato era la cittadinanza romana per se stesso e per la sua famiglia, un riconoscimento di diritti che fino al 212 d.C. non era appannaggio di tutti. Tesori e imperatori, lo splendore della Serbia romana, questo il titolo della mostra organizzata dalla Fondazione Aquileia, dal Museo Nazionale di Belgrado e dalla Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Polo Museale. Un omaggio a questi uomini provenienti dalle province dell'Est che contribuirono con il loro valore a rendere grande l'impero romano. Un territorio forse poco conosciuto, forse tanti non immaginano neanche che abbia avuto una presenza romana così importante. In realtà fu un territorio fondamentale nell'impero e per l'impero, un territorio che è collegato strettamente anche ad Aquileia. C'era una strada importante che da Aquileia partiva e conduceva verso Oriente, proprio a Sirmium, e poi da lì proseguiva verso Costantinopoli. E quindi fu un territorio di conquista. Un'occasione unica per ammirare in Italia reperti e capolavori dell'arte esposti in più sedi museali della Serbia. Tutti rappresentano l'impressionante patrimonio di magnificenza imperiale, come gli elmi da parata che ci restituiscono il solenne cerimoniale dell'esercito romano, quelli in bronzo e quelli dorati e tempestati in elementi di pasta vitrea colorati, e ancora la testa in porfido rosso dell'imperatore Galerio, il cammeo di Belgrado con l'imperatore a cavallo trionfante sopra il nemico sconfitto, la testa in bronzo di un altro imperatore, Costantino il Grande, anche lui originario di questa terra, il primo imperatore romano ad abbracciare la fede cristiana. Proprio in una delle sue residenze è stata trovata la testa di Venere in marmo.
imperatori, soldati e cavalieri che vollero appartenere alla potenza Caput Mundi in una terra che fu luogo di convivenza di diverse culture e di diversi influssi religiosi, lontana anni luce da anacronistici nazionalismi dei tempi recenti.